Ben ritrovati dalla redazione. Un 31enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Ronchi dei Legionari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione del pusher, già noto alle forze di polizia, i militari hanno rinvenuto circa 170 grammi di hashish, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. Gli inquirenti da tempo tenevano d'occhio il giovane, avendo appurato un anomalo via vai di persone dall'appartamento in cui questi domiciliava. I sospetti si sono rivelati fondati al momento della perquisizione eseguita dagli operanti. Un violento episodio dalla dinamica ancora poco chiara avvenuto tra poco meno di una decina di soggetti verso l'una di notte in via della Raffineria a Trieste. L'allerta è scattata dopo numerose segnalazioni al 112 da parte di residenti preoccupati dall'elevato numero di persone coinvolte e dagli schiamazzi provenienti dall'angolo tra la via e piazza Garibaldi. Una volta sul posto, la squadra volante della questura di Trieste ha identificato diversi uomini e donne in larga parte di nazionalità italiana e noti alle forze dell'ordine, oltre a un cittadino rumeno, unico ferito nella rissa. Sul posto anche una gazzella dei carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. La dinamica dei fatti apparirebbe poco chiara agli stessi investigatori, in quanto, secondo quanto si è appreso, i soggetti noti alle forze dell'ordine non avrebbero mostrato grande collaborazione durante l'intervento delle volanti. Le indagini sono in corso. Continua lo sconto carburanti riservato ai cittadini del Friuli Venezia Giulia con uno stanziamento di 55 milioni di euro l'anno dal 2025 al 2027. Lo dichiara l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente e dell'energia Fabio Scoccimarro. Il sostegno dello sconto carburanti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia non è mai stato messo in discussione, anche in virtù della conferma europea sulla liceità della normativa. Sono evidenti infatti i benefici riscontrati sul territorio regionale, in particolare nelle zone di confine, dovuti al prezzo più basso alla pompa, in taluni casi inferiore di 10 centesimi al litro, rispetto alla concorrenza estera. La carenza di organico, problema comune in tutte le province della regione, è amplificato dagli effetti di una immigrazione indiscriminata ed illegale, ma anche la mancanza di uffici adeguati, in particolare quelli dell'ufficio immigrazione della Polizia di Frontiera. Sono alcune delle criticità del territorio triestino, secondo il segretario regionale del SAP Lorenzo Tamaro, esposte nell'incontro con il neoquestore Lilia Fredella. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana variabile con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, temperatura di sopra della media del periodo, venti di brezza. Temperature minime in pianura fra 13 e 15 e sulla costa fra 16 e 18 gradi, massime in pianura fra 24 e 27 e sulla costa fra 22 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e Fevugi Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.